Benvenuti, bentrovati, è il nostro appuntamento del giovedì, buona serata, vediamo le principali notizie come di consuetudine attraverso la vostra e nostra web tv www.venetoglobe.com. Vi ricordo il nostro canale dedicato esclusivamente allo sport, che è lo streamingsport.com, quindi streamingsport tutto attaccato.com. Per quanto riguarda invece il nostro digitale terrestre, siamo sul canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia, che porta il nome di Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia che ogni sera alle 19:40, 19:45 circa manda in onda la nostra prima edizione, con replica in seconda parte della serata e terza replica nella mattinata del giorno dopo. Andiamo a vedere subito le principali notizie di oggi. Apriamo purtroppo con questo coronavirus, come ormai lo chiamano, che ha fermato tra l'altro molti sport, a cominciare dallo sci, perché tutti avvenimenti che si dovevano svolgere in Cina e proprio anche nella città di Wuhan. A cominciare dallo sci, vi dicevo che blocca discesa e Super G che erano in programma il 15 e il 16 febbraio in territorio cinese. Cancellati i tornei preolimpici di calcio femminile proprio a Wuhan, dal 6 al 9 febbraio spostati a Sydney. Preolimpico di basket trasferito a Belgrado e quello di box ad Amman in Giordania. Per il motociclismo, scatto in avanti della Yamaha martedì, aveva annunciato il rinnovo con Viñales, ieri la sostituzione di Rossi con il giovane Quartararo. Rossi aspetterà fine giugno per decidere cosa fare. Potrebbe andare in Petronas con il fratello Luca. Dalle 2 ruote alle 4 ruote, quelle della Ferrari che sta prendendo vita. La nuova monoposto sarà presentata l'11 febbraio prossimo a Reggio Emilia, poi dal 19 in pista a Montmeló in Spagna. Ciclismo con la prima prova in strada e prima sfida stagionale che vede alla Vuelta in Argentina la vittoria del belga Evenepoel. È stato un succoso antipasto della cronometro di Budapest del nostro prossimo Giro d'Italia. Passiamo al tennis adesso con la semifinale che Federer ha giocato oggi contro Djokovic. L'ha spuntata Djokovic vincendo per 3-7-0. Tornata la Coppa Italia con Milan-Torino, che ha visto la vittoria per 4-2 dopo i supplementari dei rossoneri, che ora affronteranno, lo sapete, la Juventus in semifinale. Ieri sera questo uomo in trionfo, perché ha fatto un gran bel gol, è Barella, che ha dato la vittoria all'Inter per 2-1 contro la Fiorentina e giocherà in semifinale contro il Napoli. Andata il 12-13 febbraio, ritorno 4-5 marzo. Per il basket, la quarta giornata delle top 16 di Eurocup con Brescia ad Oldenburg che ha perso 84-89 e Trento a Bologna che contro la Virtus ha perso 94-70. In Eurolega stasera tocca a Milano che gioca contro il Bayern e esordirà il nuovo acquisto Crawford. Nella pallavolo maschile è cominciata la Champions a gironi dopo Civitanova che tocca stasera a Trento, ad Istanbul contro il Fenerbahce, mentre nel gruppo di Perugia, nel gruppo D dove c'è appunto Perugia, c'è la vittoria del Perugia stesso contro Tours per 3-0. E andiamo a parlare di pallavolo femminile con l'Imoco Volley Conegliano che all'ultimo quarto di finale batte 3-0 Chieri ieri sera al Palaverde di fronte a circa 3.000 spettatori. Andiamo a sentire Santarelli a fine della gara. Niente, abbiamo giocato secondo me una discreta partita, siamo partiti un po' contratti perché siamo stati molto fallosi soprattutto in attacco. Non è facile adattarsi al loro gioco, loro giocano come diceva Bote come noi, forse più veloci, hanno delle altezze differenti, esprimono un gioco molto veloce, però noi siamo stati fallosi a prescindere, non c'entra sinceramente il loro modo di giocare, abbiamo sbagliato un po' troppo in attacco, non siamo stati così ordinati nella ricostruzione del contrattacco avvicinando palla a rete, abbiamo delle altezze importanti quindi dobbiamo sfruttare queste armi qui, non lo abbiamo fatto. Siamo stati imprecisi, per fortuna il primo set però ce lo siamo portati a casa, le altre due frazioni sono state due frazioni secondo me dove siamo stati molto buoni, abbiamo sbagliato molto poco,
abbiamo battuto molto bene, abbiamo toccato tanto a muro, abbiamo controattaccato nel migliore dei modi. È ovvio che ci sono tante cose ancora che possiamo sistemare. Io credo che questa squadra ogni giorno che passa sta facendo uno step in più, stiamo piano piano rivedendo la miglior squadra che abbiamo visto secondo me a dicembre durante il mondiale per club e subito dopo. Eravamo in un'ottima forma, giustamente non lo siamo stati dopo la pausa natalizia, perché le ragazze, chi era fuori per le qualificazioni olimpiche, chi stava recuperando dai loro acciacchi, le ragazze si stanno allenando molto bene, abbiamo fatto 2 ottimi allenamenti, ora ne avremo solo un altro prima di partire. È ovvio che ci siamo abituati a fare pochi allenamenti, lo stiamo facendo con il gioco, però io credo che ogni giorno le ragazze stiano facendo vedere qualcosa di importante in più, quindi sono contento. Andiamo convinti dei nostri mezzi a giocare una semifinale difficile. Semifinale difficile, dice Santarelli, perché dovrà vedersela con Scandicci, ma la sorpresa è sicuramente quella della vittoria di Monza contro Novara, a Novara tra l'altro 3-1. Scandicci, vi dicevo, batte Casalmaggiore 3-0 e Busto Arsizio batte Bisonte Firenze 3-0. Final Four quindi a Busto Arsizio sabato 1 febbraio si comincia con Imoco Scandicci alle 18 e poi Busto Arsizio contro Monza, domenica finalissima a partire dalle ore 18. Nella A3 di pallavolo maschile per il Motta di Livenza c'è il prossimo turno, vedremo. È un turno esterno e lo vedremo proprio nelle prossime giornate, vi daremo appunto il quadro completo. Per quanto riguarda invece il rugby, sappiamo già che i Leoni del Benetton si dovranno concentrare soltanto sul Pro 14 e sui rinnovi che stanno andando a catena uno dietro l'altro in questo periodo. Dopo i rinnovi di Hayward e Monti Ioane hanno rinnovato anche Sebastian Negri e Marco Lazzaroni. Abbiamo visto ieri la clip dedicata a Marco Lazzaroni, oggi vediamo quella dedicata a Sebastian Negri. Ed è simpatica anche questa clip realizzata dai colleghi di Ben TV per quanto riguarda Negri. Oltre ai rinnovi, da segnalare anche la partenza di Tito Tebaldi, che molto probabilmente si accaserà a Rovigo o al Petrarca di Padova. Sempre nel rugby, la nazionale di Smith annuncerà la formazione che affronterà sabato il Galles. Intanto ha annunciato che sono tornati a Treviso Benvenuti e Ruzza, che quindi non fanno parte del gruppo che giocherà il 6 Nazioni. Dal 6 Nazioni maschile a quello femminile, dove soltanto la Baratin è stata convocata ed è l'unica trevigiana a far parte del gruppo. Inizio fissato per il 2 febbraio, l'Italia giocherà anche lei, anche nel femminile, a Cardiff contro il Galles. Adesso il calcio, perché il Milan sembra intenzionato a privarsi di Suso e di Piontek, diciamo così, e anche Rodriguez, quindi 3 colpi in uno. Il Napoli anticipa il Repulisti deciso per fine anno e si aggiudica Petagna, che comunque arriverà a giugno, così come Rahamani del Verona. A Roma sembra arrivato invece il momento dell'addio di Florenzi, che va al Valencia. In Serie A, sabato 1 febbraio, questi gli incontri per iniziare la giornata: Bologna-Brescia, Cagliari-Parma, Sassuolo-Roma. Poi si giocherà domenica e il posticipo lunedì. Nella Serie B le venete e le friulane sono così impegnate: Spezia-Pordenone, quindi trasferta in Liguria per la formazione di Tesser, Trapani-Cittadella, poi c'è il derby tutto veneto tra Chievo-Verona e Venezia. L'Ascoli ha esonerato Zanetti e al suo posto arriva Stellone, eccolo qui, che però comincerà ad allenare e a sedersi sulla panchina soltanto da lunedì.
Nella Serie C abbiamo il Vicenza sempre al comando, c'è stato ieri il recupero nel girone con Virtus Verona Gubbio che ha visto il Gubbio vincere per 1-0, era una partita che era stata rinviata al 33esimo del secondo tempo ed è stata recuperata dal 34esimo, quindi per quanto riguarda questa gara un pochino quindi più corta del solito. Dopo Montebelluna Caldiero, che è costata la panchina a Bodo, con Lele Pasa che comincerà la sua avventura con il Montebelluna in D, c'è sempre il campo d'Assego davanti a tutti con 51 punti. Nel girone B invece dell'eccellenza abbiamo alcune partite parecchio interessanti che seguiremo e ve le comunicheremo domani appunto con le nostre telecamere. Per esempio, insomma, saremo in quel di Pieve di Soligo con Eclisse Istrana da seguire, perché situazione ancora non molto definita per entrambe le formazioni. In promozione lo Pitergina è capolista, c'è il Treviso che deve cercare di risalire e poi c'è il Vedelago che ha esonerato Comunello, al suo posto Cristiano Cecchin per quanto riguarda la formazione. Ieri sera si è giocato il Trofeo Veneto di prima e seconda categoria. In campo sono andate due trevigiane, Valdo Sport e Refrontolo. Il Refrontolo ha vinto 3-1 contro il Ponte Crepaldo e il Valdo Sport ai calci di rigore ha vinto contro l'Alpina. Semifinali in programma il 4 e il 18 marzo. Dal calcio a 11 al calcio a 5 torniamo a Prata di Pordenone per la SD Prata Maccan che ha vinto domenica 5-3 contro l'Olimpia Rovereto, terzo successo di fila e rientro nei playoff. Oggi tocca a uno dei protagonisti della gara. Nuovo acquisto del Maccan, Francisco Feliciotti detto il Pancio. Allora come sono queste prime sgambate con il Maccan? Bene, mi ha sentito bene, credo che giocato una buona partita alla squadra, abbiamo vinto, che è l'importante, e adesso dobbiamo tenere fiducia di noi per seguire scalando in classifica. Ecco, se ti abbiamo visto negli spazi stretti come un'anguilla, dribblare gli avversari, è il tuo punto di forza? Non lo so, sì, un po' questo, dopo la difesa, essere intenso, marcare bene, fare lo che il mister alleniamo nella settimana. Il punto forte credo che è questo. Dei due gol, qual è che ti è piaciuto di più? Il secondo gol mi è piaciuto troppo. Una cosa corale di squadra, insomma, che ha portato a una bella prestazione. Non lo so, dopo vediamo, sì, una buona prestazione. Insomma, abbiamo vinto, quindi ci sta. Sì, una buona prestazione perché abbiamo vinto e abbiamo vinto la partita in Atisina, sì che stiamo bene adesso. Va bene, allora ti lasciamo andare sotto la doccia, ringraziamo il Pancio. Lasciami mandare un saluto a mia ragazza che sta nell'aereo adesso e alla famiglia mia di Argentina. Grazie. Benissimo, ma sta arrivando qua la tua ragazza? È stato qua e le è piaciuto tanti Prata. Bene, e allora noi ti auguriamo di rimanerci e di portarci tutti i gol che ci servono per il Maccan. Grazie al Pancio. Grazie a te. A Prata di Pordenone quindi arriva anche la fidanzata di Feliciotti. Noi chiudiamo con il basket ricordandovi che questa sera tocca alla Ruker Sambe scendere in campo nel turno infrasettimanale a Vicenza, poi la Ruker ancora senza il duo Tassinari-Ricci. La Ruker, vi dicevo, sarà sabato sera al Palasystem di San Vendemiano alle 20:30 per affrontare il Mestre dell'ex Volpato. E con questa notizia termina il nostro appuntamento dedicato allo spazio dedicato allo sport per l'appunto. Ci risentiamo domani.